Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, torna la voce del Friuli per parlare come sempre, capire cosa succede in Friuli, Venezia Giulia. È venuto a trovarci Ugo Falcone, spazieremo da Udine per quanto riguarda la situazione all'interno della giunta. Abbiamo detto acque agitate, qualcuno ci faceva le lingue di Menelicche e poi invece stiamo vedendo che altro che lingue di Menelicche. Parleremo anche del discorso della provincia di Gorizia, questa diatriba tutta all'interno del centrodestra per capire insomma chi la vuole sotto Trieste, chi vuole un pezzo sotto Udine, chi invece la vuole autonoma come una volta. E poi un po' anche a livello generale, un po' un andamento politico in vista anche delle amministrative del 2019. Allora Falcone, iniziamo da Udine. È uscita un po', c'era una famosa canzone che diceva una tazzuriello e caffè, allora mi dica come è andato a finire sto caffè, è un caffè amaro o un caffè dolce? Costantini, certo, se in diretta mi canta è una sorpresa. Presenteremo, io canto sempre bene, non si preoccupi. Presenteremo anche il suo CD con il Circolo Culturale Quintino Sella. Allora. Faremo insomma. Perché prego, mi faccia la domanda. Le ripeto la domanda, allora, sì. Facciamo finta, cari amici alla Visione all'Ascolto, una volta c'era l'RVM, no, che non partiva, allora tiriamo indietro il nastro e le ripongo la domanda: ma questo caffè tra chi? Mi hanno detto che c'è stato l'altra sera un caffè a Udine in centro di un vostro consigliere all'interno del comune che sembra, ripeto, secondo i rumors, stia come le sirene corteggiato da qualcuno, no? Ma è un po' più Ulisse o un po' meno Ulisse? Adesso ognuno è giusto che faccia il proprio lavoro, che faccia le notizie, che scriva, eccetera. Non mi dica anche lei della stampa? No, infatti, io non dico nulla, dico che Luca Vidoni, il nostro consigliere comunale, è libero di prendere il caffè con chi vuole, anche con altri componenti di altre forze politiche. Io stesso sono spesso ospite, lo sa, in prima fila o in ultima fila in convegni, in incontri politici o di tecnici organizzati da altri movimenti politici, liste civiche, eccetera. Quindi non è questo il problema. Il problema è eventualmente se è vero o no che cambia di gruppo Luca Vidoni. A quest'ora le dico che questo non è assolutamente vero. Quindi Fratelli d'Italia continua ad avere il suo assessore esterno, l'avvocato Silvano Livotto, il consigliere comunale Luca Vidoni e sottoscritto come segretario cittadino, avallato insomma dai vertici provinciali e regionali. Insomma, possiamo dire che sono solo rumors in questo momento, no? Ma sì, ma voglio dire, se poi ci si prende un caffè, voglio dire, non è detto che il giorno dopo io cambio e divento il coordinatore cittadino. Bisogna stare molto attenti con i caffè. Lei sa che quei caffè qualcuno ha cambiato, è passato, insomma, anche su di me in queste ore si è dette peste corna, no? No, per peste corna non lo so, si dicono di candidature a sindaco, eccetera, eccetera. No? Sì, ecco, così quindi mi sono giunte le voci. No, questo mi fa piacere, senz'altro c'è un gruppo di persone che anche lo vorrebbe, ma sinceramente in questo momento da segretario cittadino di Udine ci tengo a tenere unita la squadra, ci tengo che il partito continui a produrre nel capoluogo del Friuli i propri risultati. Darò il mio contributo su Basiliano perché, come sa, ho diversi appigli a Basiliano, a Variano. Il famoso Pasian Schiavonesco. Pasian Schiavonesco. Mi piaceva così tanto questo nel nome. 27 hanno cambiato perché c'era Pasian Antica, di Prato e tra l'altro Variano, una delle 7 frazioni, Antica Pieve, insomma, quindi abbiamo cose molto importanti a Basiliano da tutelare, valorizzare. Sono i castellieri, tra l'altro. E possibilmente, se possiamo non fare eleggere ancora Del Negro, mi farebbe molto piacere. Se c'è questa baruffa, per modo di dire, sotto banco, c'è il rischio però. Ma guardi, qui c'è una storia del centro-sinistra molto particolare a Basiliano e poi c'è un centrodestra con... Però prima di andare alle amministrative, perché lei sta un po' depistando, no? Come si dice, no? Torniamo a restare, capiamo un po' cosa sta succedendo a Udine, perché tutti dicono che è tutto a posto, funziona tutto, poi insomma vediamo che all'interno della Lega ci sono alcuni consiglieri comunali che, non dico hanno gli attacchi di bile o quasi. Sentiamo queste spinte da parte dei Ferruccio Saro and Friends per cercare di avere poltrone,
cambi di campo da parte del sindaco stesso che si dimentica di mandare il gonfalone durante i funerali di Zamberletti. Ma cosa sta succedendo all'interno di questa giunta, che sembra veramente attaccata con lo scotch, quelli che si comprava di terzo livello? Quelle del gonfalone credo che sia stata una mera dimenticanza, me ne dispiace perché sa quanto io ci tengo al rispetto delle istituzioni, e a Zambelletti credo che anche lo stesso Fontanini sia dispiaciuto per questo, anche chi mi ha preceduto so che ha detto più o meno la stessa cosa, quindi credo che sia stata ovviamente non una sua dimenticanza personale, ma di chi sa che all'interno dei comuni cura il cerimoniere sia all'interno della città sia all'esterno. Ecco, vedremo di chi è stata la responsabilità. Per quanto riguarda movimenti vari, io consiglio soltanto a qualche consigliere comunale che prima di togliersi da un gruppo e prima di andare da un altro di pensarci, dialoghiamo anche. C'è un tavolo che si chiama e ha portato anche al successo Udine Rialzati. Ecco, credo che quello sia il tavolo per definire anche future alleanze, futuri passaggi sempre nel centrodestra. Pertanto credo che insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale, alle riunioni di capigruppo di maggioranza, non vada mai dimenticato il tavolo Udine Rialzati. L'ho ricordato anche ai miei colleghi di partito in questi giorni, laddove ci sono problemi di qualsivoglia natura. Credo che ci sia un tavolo di alleanza che ha portato bene, ha fatto vincere, seppur di poco ha fatto vincere. Fontanini è maturo ed esperto per poter ascoltare anche Udine Rialzati, e io faccio un appello ai miei equivalenti coordinatori e segretari cittadini di partiti nazionali e liste locali di civiche di incontrarci quanto prima, e se ci sono dei mal di pancia di risolverli all'interno della maggioranza, perché è legittimo anche che ci siano dei mal di pancia, sa, non si possono accontentare tutti. Le parla colui che prima e dopo doveva essere, tra virgolette, assessore, però credo che vadano rispettate le scelte, le volontà. Nel momento in cui a Fratelli Italia è stata chiesta la quota rosa, noi non abbiamo dato la quota con le dinamiche dei partiti, però non credo che Falcone abbia creato, mi passi il termine, casini perché non ha avuto la cadrega da assessore, e credo che il buon senso debba consigliare anche altri consiglieri. Certo. Senta, trasferiamoci adesso in provincia di Gorizia, perché c'è questa querela in corso, no? Visto che la regione Friuli Venezia Giulia ha proposto la riabilitazione delle province sotto altre forme, però più o meno sappiamo Udine, Pordenone, Trieste, e c'è il problema del nodo di Gorizia. Gorizia che, secondo i progetti in particolare di qualcuno, gioco forza deve andare sotto Trieste per formare la cosiddetta città l'area metropolitana della grande Venezia Giulia, per poter operare e via dicendo. Ma la domanda però, Falcone, che al di là del fatto che il vostro partito invece è a favore di rimettere in piedi la già defunta provincia di Gorizia come ente istituzionale, però la domanda mi permetta, Falcone, ma è possibile che questa regione comandi un segretario di partito che non ha neanche la maggioranza relativa, e questo deve fare il bello e il cattivo tempo? Nel senso che è possibile, secondo lei, che Ferruccio Saro ogni volta che apre la bocca dà un input, quello bisogna fare, tutti come le pecore, signor sì, signor sì, signor sì? Non esiste una dignità politica da parte di chi è stato eletto, perché attenzione, chi rappresenta l'elettore in regione non è come al Parlamento che giochi la schedina e se fai 13 per 5 anni sei sicuro. Qui c'è gente che è stata eletta al Parlamento regionale, dunque alla nostra regione, che però stranamente, ripeto, se Ferruccio Saro, segretario del secondo partito di riferimento all'interno dell'area centrodestra, impone la chiusura della provincia di Gorizia, tutti gli altri, signor sì, signor sì, signor sì, obbedisco come Garibaldi. Vede, lei ha fatto un'analisi piuttosto dettagliata. Io aggiungo soltanto che la nostra coordinatrice provinciale Francesca Tubetti è stata chiara, anche l'assessore comunale del Sordi, e l'onorevole Walter Rizzetto come coordinatore regionale hanno già fatto, si ricorda, dei comunicati stampa, delle loro prese di posizione pubbliche, delle interviste proprio uscite anche su organi di stampa prettamente triestini, sia social network sia testate cartacee. Detto questo,
Guardi, io non mi meraviglio più di nulla. Noi abbiamo assistito nelle ultime 48 ore, io ho fatto un post, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, parafrasando la canzone di Vasco Rossi, e ho chiesto nel mio piccolo che entro le ore 11 stamattina si decidesse a livello di governo, quindi 5 Stelle e Lega, di dare un segno di una linea politica che sia quella. Perché? Perché credo che i nostri elettori di centrodestra in questo caso debbano avere dei riferimenti chiari. Perché? Perché vedo ultimamente che ci sono consiglieri comunali, ministri che da una data ora dicono qualche cosa e 24 ore dopo si rimangiano tutto senza allora problema. io credo che è giusto che ognuno, lei mi parlava di Saro, è giusto che ognuno porti... Saro, mi scusi Falcone, Saro ha rilasciato per mezzo stampa, ha detto la provincia di Gorizia non si fa, Gorizia deve passare sotto Trieste, perché altrimenti non si ottengono i numeri. Sì, lui ha dato delle motivazioni, certo. Più che motivazioni è un input, nel senso che o così, non ci sono altre Io strade. credo che però ci sia anche a livello regionale un tavolo al quale io non siedo, pur facendo parte del direttivo regionale, ma in questo momento il coordinatore regionale, l'onorevole Walter Rizzetto, credo che sia la persona più adatta per farsi sentire al tavolo del centrodestra. Non dimentichiamoci che non c'è solo Fratelli d'Italia, lei lo ha sottolineato prima, noi abbiamo dato la nostra esposizione dei fatti, noi abbiamo un gruppo per esempio della sanità nella provincia di Udine che ha elaborato dei documenti che cerca di migliorare questa riforma sanitaria che è stata approvata anche in modo molto veloce. Ci sono delle osservazioni critiche, ma sempre perché cercare di migliorare il governo della nostra regione. Poi dopo noi possiamo anche parlare e proporre, dipende anche chi dopo deve anche ricevere l'interlocutore, perché se io ti do delle osservazioni critiche per migliorare e dopo tu non mi consenti di ricevere su 10 osservazioni. Secondo lei alla fine questa benedetta diatriba, perché non arriveremo alle calende greche, no? Prima o dopo una decisione sarà da prendere, vista la strada che si sta tracciando, perché ripeto, tutti stanno zitti, a telecamere spente parlano, poi quando gli fai la domanda, parlo della maggioranza, quando gli accendi la telecamera cambiano versione. Qui c'è stato Diego Bernardis, già sindaco di Dolegna del Coglio, nonché presidente della quinta commissione in Consiglio regionale, intervistato da Ilaria Ceccotte nel supplemento della Voce del Friuli che si chiama Controtempo, Focus su Gorizia, il quale ha parlato chiaro, ha detto perché se il mio assessore, cioè Roberti, dice questo, non è che io rispondo signor sì, vado a parlare da Roberti, visto che anche la mia competenza territoriale, e dico attenzione caro, sì, non è che se quello là ti dice così, noi automaticamente dobbiamo fare così, perché le faccio un esempio stupido, non è che se il mio editore domani mattina mi chiama e mi dice senti Omar, ti quintuplico lo stipendio, però ti devi buttare giù dal tetto del palazzo perché se non te lo do, e tu come un pirla, mi sia consentito il termine, ti butti giù dal palazzo, ti fai anche male e probabilmente passi a miglior vita, no? Così anche risparmi i soldi sulle cose. Ecco, io penso che una persona che rappresenta degli elettori, ma anche un territorio, non è che deve essere sempre soggiogato da qualcuno che non si candida mai alle elezioni. Lei prima ha parlato di dignità e io dico anche di rispetto delle istanze territoriali. Vede, noi abbiamo la fortuna di avere i patrioti di Fratelli d'Italia Trieste e Gorizia che su questa linea sono sostanzialmente d'accordo. Ci possono essere delle sfumature, ma la linea che abbiamo dato è precisa ed è corretto che anche all'interno dello stesso partito ci possano essere anche delle correnti diverse, perché lei stesso mi sta portando dell'esempio della Lega, ma forse anche di qualche altro partito, magari la si pensa come noi. Poi bisogna avere, non dico trovare il coraggio, ma bisogna trovare i luoghi idonei per far sentire le voci delle istanze locali, capisce? Perché ritornando alla sanità, ci sono istanze private, le istanze della sanità pubblica e privata, e poi ci sono le istanze della sanità di chi è portatore di handicap, che spesso non riescono a rientrare nella sanità pubblica, nella sanità privata, perché hanno altre dinamiche. Sa quanto io sono legato al mondo della
disabilità e mi interessa. Quindi non è facile far capire e far recepire nell'immediato le istanze. Io credo che però la storia dell'Isontino e di Gorizia, antica contea, non dimentichiamolo, di Gorizia e di Gradisca, sotto l'Imperial Reggia, sì, ecco, abbia la sua dignità. Lei parlava prima di dignità, e credo che vadano ascoltate queste istanze, non così, ma sedendosi a un territorio e guardando i pro e i contro, perché c'è anche da dire che a livello economico-finanziario c'è tutto uno scombussolamento a livello istituzionale. Prenda l'Interporto, no? Per esempio di Cervignano del Friuli, no? Ecco, andrà sotto una grande compagine a Trieste. Per quanto riguarda il porto, ecco, ci sono delle situazioni, ci sono dei giochi politici, ecco, che in questo momento non possiamo anche dare, anche economici, insomma. Comunque quello che secondo il mio remo preferito andrà a finire che alla fine si farà quello che dirà Saro, perché questo è e questo andrà a finire, al di là di chi, qualche voce fuori dal coro, anche all'interno della maggioranza, che non appelli sulla lingua e gli risponde per righe, però secondo me alla fine si farà quello che vorrà Saro. Ecco, questo è guardi, è il mio remo preferito, non sbaglia mai. Senta, andiamo a chiudere. Per quanto riguarda invece le future amministrative, lei ha già lanciato un sasso, ha detto mi sto preparando per il discorso relativo come si dice, all'immediato, insomma. Sì. Ecco, allora il discorso nasce in automatico, per dire che alleanze, che cosa schienassi, insomma, alla fine. Allora, guardi, le amministrative hanno una loro dinamica che è anche un po' slegata dalle alleanze che si faranno per esempio per le europee, no? Perché comunque alle amministrative ci sono liste civiche, in alcuni comuni per tradizione non si presentano simboli di partito, i partiti fanno fatica a fare delle liste da soli con i loro simboli, pertanto bisogna vedere di volta in volta la situazione, il comune, la storia di quel territorio, cosa dice e quali persone propone. Non si può fare di tutta un'erba un fascio, e quindi bisogna analizzare, che ne so, il triangolo della Sedia in un certo modo, Basiliano in un certo altro, Osopo in un altro, Tolmezzo in un altro ancora. Perché? Perché le dinamiche ormai si sono negli anni talmente complicate che pensare di fare politica in un comune con le classiche dinamiche nazionali è completamente sbagliato, e pertanto bisogna sempre usare il buon senso. Poi è ovvio che ognuno deve cercare di fare la propria lista, se la si può fare di partito ben venga, altrimenti si faranno delle civiche dove si potrà correre in coalizione o in bicicletta. Nulla è scontato oggi come oggi. Tenga presente che poi ci saranno il 26 maggio, se è confermata la data, le europee, giusto? Chiaro, chiaro. Insomma, lavori in corso. Senta, la buttiamo in musica. Lei ha detto all'inizio facciamo in musica. Anticipiamo una cosa che non c'entra niente con quello che parliamo questa sera. Ci sarà qualche novità a livello musicale per la primavera? Sì, indubbiamente. Che verrà protagonisti me e lei, ma non diciamo nient'altro. Ecco, non diciamo nient'altro. Chi vivrà vedrà, insomma. Io ringrazio Ugo Falcone, ringrazio voi gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. E non resta che salutarvi, appuntamento con il nostro videogiornale, e poi come sempre l'informazione torna stessa rete, stessa ora. Mandi, alla prossima.